Gli uomini del nucleo di polizia giudiziaria della Forestale hanno arrestato Mario Agliastro, 62 anni, istruttore direttivo della regione presso l'Ispettorato Provinciale Agricoltura di Trapani per truffa aggravata e falso materiale. Il funzionario è stato trovato in possesso di copie artefatte dei tesserini dei dipendenti ed è quindi accusato di avere attestato anche le presenze dei suoi colleghi mentre loro erano ancora a casa o impegnati in faccende private o ancora erano in viaggio per raggiungere il posto di lavoro, come capitato per Gaetano Di Stefano. Proprio quest'ultimo, castellammarese di 40 anni, sarebbe coinvolto nella truffa assieme a Francesco Buscaino, entrambi impiegati presso lo stesso Ispettorato Provinciale Agricoltura di Trapani. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Trapani Andrea Tarondo, si sono avvalse di tecniche di videosorveglianza. Il pubblico ministero ha disposto per l'arrestato Mario Agliastro gli arresti domiciliari, mentre per gli altri due funzionari la denuncia è a piede libero.